Le carni, il latte, i formaggi. Un sistema produttivo specializzato, permeato da quella cultura della trasformazione, che anche in questi settori caratterizza fortemente il Veneto. Una coscienza di luogo che, partendo dalla terra, identifica il rapporto tra usi sociali e cibo, costruendo la filiera territoriale del valore e un equilibrato rapporto uomo-ambiente. Le stalle venete sono siti produttivi ad elevata tecnologia, dall'automazione nell'alimentazione e nella pulizia, agli impianti di climatizzazione e all'informatizzazione delle diverse fasi produttive. Il primo risultato è un sempre crescente benessere degli animali nel rispetto delle norme comunitarie, finalizzato a un miglioramento della qualità delle carni e dei prodotti della trasformazione. Anche l'organizzazione e gestione dei programmi di sorveglianza e controllo dell'igiene veterinaria e della sicurezza nutrizionale costituisce in Veneto un impegno costante e capillare svolto dai servizi veterinari pubblici e dagli stessi operatori aziendali. Da un tessuto produttivo tradizionale delle famiglie rurali venete, nel quale gli animali d'allevamento erano considerati una risorsa alla stregua della casa o dei risparmi in banca, si è giunti a un sistema innovativo e moderno di tipo imprenditoriale, che garantisce al consumatore un prodotto non solo sicuro e tracciato, ma di elevata qualità organolettica. Il principale allevamento bovino è quello del vitellone, con animali tra i 16 e i 18 mesi di età e un peso di 600-750 kg, 580.000 capi annui, la maggior parte dei quali vengono macellati in regione. Alla base di questo primato ci sono la grande disponibilità di mais e cereali nel territorio regionale, l'innovazione degli anni 60 nel sistema di conservazione del mais per tutto l'anno con il mais ceroso e la creazione di un'alimentazione specifica basata su materie prime nobili. Ma il Veneto è leader nazionale anche nell'allevamento del vitello a carne bianca. I maschi, appartenenti alle razze da latte, nutriti con latte integrato con mais e fibra, danno carni chiare e tenerissime, come richiede il gusto attuale dei consumatori. Il settore zootecnico, in cui il Veneto è leader assoluto nazionale, è quello avicunicolo. Il solo settore avicolo, in particolare polli e tacchini, ma anche oche e fagiani, rappresenta più del 50% della produzione nazionale. Oltre il 40% dell'allevamento nazionale dei conigli viene effettuato in Veneto. Un'estrema specializzazione caratterizza gli allevamenti avicoli. Polli e tacchini da carne sono allevati a terra, sottoposti a un ciclo produttivo controllato e caratterizzato da continua vigilanza zoosanitaria. In regione si producono e commercializzano 2 miliardi di uova all'anno dei 12 miliardi di produzione nazionale. Il Veneto, come consente la normativa UE, si è dotato di un sistema di qualità denominato Qualità Verificata, QV. Di qui il disciplinare per l'allevamento del vitello al latte e cereali e quello per il vitellone scottona ai cereali e per il coniglio al fieno. Dal 2010 ad oggi hanno aderito al sistema regionale di qualità verificata più di 800 tra aziende agricole, cooperative e organizzazioni di produttori, singole e organizzate in filiera. Tra i 374 prodotti tradizionali veneti, ben 104 sono riconducibili a prodotti dell'allevamento o della trasformazione di carni e buona parte di questi rappresentano un patrimonio genetico, di tecniche di allevamento, di trasformazione artigianale e sono alla base della migliore cucina veneta. Il Veneto è al quarto posto in Italia per l'allevamento di suini. Si tratta nella quasi totalità di suini pesanti finalizzati alla produzione di cosce per prosciutti, macellati intorno ai 170 kg di peso. Le particolari condizioni ambientali del territorio di pianura, compreso fra i colli iberici e gli euganei, caratterizzato da un'ideale alternanza di microclima secco ed umido, consentono la stagionatura, testimoniata sin dai tempi dell'antica Roma, di quello che è oggi il prosciutto veneto Berico Euganeo DOP.
la cui area di produzione si estende su 15 comuni della parte meridionale delle province di Padova, Vicenza e Verona. L'affascinante città murata medioevale di Montagnana, in provincia di Padova, ne conserva la tradizione ed è oggi la sede del consorzio di tutela. Altro prodotto DOP è la soppressa vicentina, tipico insaccato locale che, partendo dalla cucina povera dei contadini, è diventato ambasciatore dell'alta cucina veneta. Nel Trevigiano, l'allevamento del suino è legato anche alla preparazione dei tradizionali spiedi di carni suine miste, oltre a dare impulso a una grande attività di trasformazione a livello industriale. Nel 2010 lo spiedo d'alta marca è stato riconosciuto come prodotto tradizionale. L'agnello d'Alpago, presidio Slow Food, prende il nome dalla conca dell'Alpago, nel Bellunese, ed è una razza ovina autoctona di taglia medio-piccola, dalla curiosa maculatura scura sulla testa e sulla parte inferiore degli arti. Ha una carne tenerissima, un giusto equilibrio di grasso magro, sensazioni che non sanno mai di selvatico, ma di erbe aromatiche. In questo stesso territorio e nell'intera provincia di Belluno viene prodotto il miele delle Dolomiti bellunesi DOP, trasformato e lavorato nel luogo di origine. Alla base di questa prelibatezza, il nettare dei fiori del territorio montano bellunese e l'ecotipo locale di ape, Apis mellifera, particolarmente adatta alle caratteristiche dell'ambiente montano-alpino bellunese. In funzione dell'origine floreale, si distinguono 6 diverse tipologie di miele delle Dolomiti bellunesi DOP: millefiori, acacia, tiglio, castagno, rododendro e tarassaco. Caseus veneti, un titolo latino per illustrare una tradizione antichissima, la rassegna dei formaggi veneti, che si tiene ogni anno in luoghi di grande fascino, come la Villa Emo di Fanzolo di Vedelago, opera di Andrea Palladio, che ha presentato nel 2014 ben 365 formaggi. Uno diverso per ogni giorno dell'anno, si potrebbe dire. Ma a queste tipologie in concorso occorre aggiungerne molte altre, piccole produzioni artigianali di montagna che sulle Dolomiti e nelle valli alpine e prealpine si possono degustare e acquistare nelle strutture turistico-rurali capillarmente diffuse. Le aziende produttrici di latte in Veneto, che si sono quasi dimezzate negli ultimi 10 anni, si sono organizzate e hanno realizzato una concentrazione e specializzazione che ha fatto salire, oltre che la produzione media per animale, la qualità complessiva del latte. Miglioramento genetico e selezione delle razze bovine, ottimizzazione della gestione di animali e stalle, costante miglioramento delle tecnologie sono il risultato della riduzione e dell'accentramento delle aziende produttrici. 1 miliardo di euro l'anno è il valore del settore caseario veneto, compresa la trasformazione, cui è destinato il 25% del suolo agricolo della regione. 3.600 produttori di latte, 55 cooperative, oltre 100 caseifici danno vita a ben 8 formaggi DOP e a 34 formaggi identificati quali prodotti tradizionali. Il Veneto produce 1,1 milione di tonnellate annue di latte, pari a circa il 10% della produzione nazionale. Di queste, il 66% è destinato alla trasformazione in formaggi DOP. Circa 450.000 tonnellate diventano grana padano, 184.000 asiago, 32.000 montasio, 25.000 piave, 21.000 provolone valpadana, 7.000 monte veronese e 3.000 casatella trevigiana. Inoltre, il 25-30% del latte si trasforma in altri formaggi di qualità, come mozzarella, ricotta e formaggi tipici tradizionali, quali il latteria e il malga. Solo il 15-20% del latte veneto è destinato al latte fresco, yogurt, gelati. La specializzazione delle razze bovine da latte, frutto di ricerca e di alta innovazione, ha portato a un incremento complessivo dei caratteri funzionali degli animali. Frisona e bruna italiana sono oggi le razze più diffuse, con una percentuale inferiore di pezzata rossa. Sono altresì tutelate le razze autoctone alpine, come la burlina, la grigia alpina, la rendena. Non si può trascurare, infine, l'impulso della meccanica lattiero-casearia per piccole e medie industrie, concentrata già da parecchi decenni nell'Alto Vicentino.
Robotica per allevamenti, macchine centrifughe e pressatrici casearie sono esportate in tutto il mondo. Anche in questo caso, singoli imprenditori innovatori hanno saputo stimolare e animare ulteriormente una produzione viva e radicata nel territorio. L'unicità e diversità dei sapori delle produzioni casearie venete è frutto di condizioni pedoclimatiche, microclima, qualità dell'erba e del fieno, sapienza dell'uomo, tecnologie e tradizioni di lavorazione che mutano da un luogo all'altro, da una valle all'altra. Una variabilità tutelata dall'Istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari di Veneto Agricoltura, dove vengono caratterizzati e conservati in uno speciale caveau migliaia di ceppi microbici, patrimonio della biodiversità microbica dei formaggi veneti. La recente liberalizzazione della produzione europea del latte porta a una nuova e più dura competizione da giocarsi sui livelli qualitativi del prodotto. Il rischio di banalizzazione e omologazione dei prodotti, conseguenza della globalizzazione, vedono il Veneto in prima linea nella strategia di valorizzazione e identificazione dei prodotti del territorio, attraverso l'indicazione dell'origine del latte e dei prodotti, la difesa delle denominazioni protette contro le falsificazioni, l'educazione del consumatore internazionale alla riconoscibilità dei sapori e al gusto.